Intanto andiamo all'esterno con la nostra diretta e il nostro Gabriele Martelloni. Buongiorno Gabriele, dove sei stamattina? Buongiorno dall'aeroporto di Elmas. Questa mattina parliamo di continuità territoriale e lo facciamo in una giornata molto importante su questo fronte. Infatti alle 10 si riunisce il Consiglio regionale per discutere sulle norme sulla copertura finanziaria della nuova continuità territoriale aerea. E scaduta la vecchia, in assenza di una firma per la proroga, le compagnie aeree hanno modificato gli orari di alcuni voli e ridotto le frequenze di altri. Disagi per i passeggeri ovviamente e anche un danno economico per i gestori degli aeroporti. Di questo e altro parleremo con l'assessore ai trasporti, con un rappresentante sindacale della CGIL di questo settore e avremo un'intervista registrata con il direttore dell'aeroporto di Alghero. Per il momento la linea torna allo studio, al prossimo collegamento. L'Italia è praticamente guerra, la società dice che senza una proroga formale del decreto sulla continuità territoriale d'ora in poi per i voli da e per la Sardegna applicherà le regole del libero mercato. Ne stiamo parlando stamattina con il nostro Gabriele Martelloni che vedo collegato dall'aeroporto di Elmas. Allora Gabriele, che cosa ha da dire il tuo ospite? Buongiorno. Sì, eccoci di nuovo all'aeroporto di Elmas in compagnia dell'assessore Cristian Solinas. Dicevano che c'è guerra veramente fra Regione e Alitalia perché loro dicono ora libero mercato fino a che non c'è la nuova continuità. Ma in verità nella riunione di giovedì scorso abbiamo concluso che le compagnie avrebbero accettato formalmente la prosecuzione degli oneri fino alla definizione della nuova continuità territoriale. Giovedì è convocata una nuova riunione. Porrò questo problema al centro dell'attenzione immediatamente perché se unilateralmente le compagnie dovessero scegliere di abbandonarsi al libero mercato, la Regione prenderà tutti i provvedimenti del caso. E oggi intanto c'è questa riunione importante, finalmente dopo il via libera della Giunta ci sarà anche presumibilmente quello del Consiglio, si arriva a un provvedimento molto atteso, però forse si arriva con un po' di ritardo? In verità c'è stata la volontà da parte della Regione chiara fin dall'anno scorso di modificare l'assetto della continuità territoriale introducendo il biglietto unico per residenti e non residenti con tariffa unica. Questo ha comportato un cronoprogramma diverso che è stato concordato con l'ENAC e col Ministero dei Trasporti. Sapevamo che la continuità sarebbe iniziata a marzo con la Summer Season 2012. Oggi si tratta di dare copertura finanziaria e questo lo faremo con una legge perché il Ministero ha ritenuto che la semplice deliberazione non fosse sufficiente. Dopo parleremo un po' di queste caratteristiche della nuova Assessore, ci sono questi soldi per la copertura finanziaria? La copertura finanziaria è stata riscritta attingendo al Fondo per i nuovi oneri legislativi. Sulla partita della ripartizione delle somme tra Stato e Regione io concordo fortemente con Sandro Bianco, nel senso che la continuità territoriale dovrebbe essere a carico reciproco di Stato e Regione. Nel frattempo però questa Regione nel 2006 in un accordo con lo Stato si è accollata agli oneri per intero. Se dobbiamo ricontrattare questa partita io sono pronto da oggi a ricontrattare la partita con lo Stato, nel frattempo però non potevamo rinunciare a una sfida vitale per la Sardegna della tariffa unica, e cioè della voglia di portare nella nostra isola più gente per fare massa critica e alimentare il turismo e il sistema economico produttivo. Con il ministro Matteoli, l'ex ministro dei trasporti, c'erano state le incomprensioni. Adesso con il nuovo ministro Corrado Passera che dovrà firmare il decreto appunto per la nuova continuità territoriale, che rapporti ci sono? Avete già parlato? Abbiamo intavolato un incipit di discussione, speriamo di poterla portare a compimento nel brevissimo, non solo sulla questione attesa della continuità territoriale, ma anche e soprattutto sulla grande partita della continuità territoriale marittima e del sistema del trasporto pubblico locale. Allora, un'ultima cosa sui tempi per capire un po' quando entrerebbe in vigore, considerato che ci deve essere anche la gara, insomma, se si vota oggi, entro gennaio bisognerebbe far partire la gara. Quali sono i tempi? I tempi sono i seguenti: una volta approvata la norma di copertura finanziaria verrà pubblicato il tutto sulla Gazzetta Europea, cioè il decreto del Ministro, e da qui scatteranno i termini o per l'accettazione senza compensazione da parte delle compagnie oppure per la gara con ribasso sulle compensazioni, ma il tutto dovrà concludersi per poter partire con la Summer Season 2012, cioè a marzo prossimo. E concludiamo qui il nostro collegamento da Elmas, la linea torna allo studio.